Con Pino Montes, il tecnico della Lante di Sassari, è una sconfitta per 2-0 che insomma, vi punisce forse oltre misura. Beh, sicuramente la squadra oggi ha dimostrato di essere all'altezza della blasonata Palau, squadra che è stata costruita esclusivamente per vincere, anzi stravincere il campionato, considerato che hanno speso 130.000 euro per acquistare il meglio che avevano nella zona tra giocatori di promozione, di prima categoria e anche addirittura qualcuno che arrivava dall'eccellenza, dall'Ilva Maddalena della Maddalena proprio. Ecco, non si è vista la differenza in campo tra le due squadre? In cosa siete mancati? Forse in fase di finalizzazione, molta paura, molta precipitazione? In questo momento il grosso problema che attanaglia questa squadra è proprio una questione psicologica, è una squadra che fino ad oggi non ha demeritato quasi con nessuno, forse a Perfugas non ha giocato una grossa partita. Il problema nasce che la squadra è costruita per fare un discreto e un buon campionato, mancano i risultati e sicuramente adesso nella testa dei ragazzi c'è un po' di paura di perdere, quindi al minimo errore veniamo puniti. Viceversa invece con tutte le occasioni che abbiamo difficilmente riusciamo a fare gol e lì probabilmente dovremo intervenire perché avremo bisogno sicuramente a dicembre all'apertura delle liste di un attaccante almeno che ci dia una copertura, un aiuto in più davanti e dia possibilità alle due punte che abbiamo di alternarle. Ecco. Certo. Parliamo un po' del girone del campionato, ecco, delle squadre che avete trovato, quale vi è piaciuta di più? Beh, guarda, le squadre che abbiamo trovato quest'anno penso che alla fine erano un po' tutte quante alla pari della Lante di calcio. Il Perfugas secondo me ha un ottimo organico, una squadra che è retrocessa l'anno scorso dalla prima categoria si è rinforzata ulteriormente quest'anno per poter vincere. Parlavo col mister avversario e mi diceva, proprio del Perfugas, diceva che loro hanno 12-13 giocatori, il resto sono molti giovani. Comunque questi abbiamo incontrato oggi sicuramente, l'Olbia 2004 e il Perfugas penso che siano quelle che hanno sicuramente un materiale, un organico superiore agli altri. Certo. Noi facciamo un in bocca al lupo alla Lanteri, speriamo insomma, che possiate conquistare la salvezza, fare un buon campionato. Conquistiamo la salvezza, quello sicuramente, la ringrazio. Grazie a voi. Allora, siamo con mister Cubeddu alla fine di questa importantissima vittoria del Palau sul campo della Lanteri Sassari, 2-0, la squadra è venuta fuori nel secondo tempo con 2 gol, è una prestazione convincente. Sì, abbiamo fatto una bella vittoria, un campo difficile, notoriamente difficile. Oggi era importante per continuare il nostro cammino, quindi siamo molto soddisfatti. Il primo tempo avete avuto difficoltà a costruire il gioco, la Lanteri vi ha dato poco spazio, poi nel secondo tempo insomma, la squadra è venuta fuori anche se non si è espressa al meglio. Ecco. Sì, avevamo anche tante assenze. Ma a prescindere da quello, perché poi chi è entrato in campo ha fatto sicuramente il suo dovere. Il primo tempo è stata più spezzettata come partita, non ci siamo espressi bene. Il secondo abbiamo fatto delle buone trame, abbiamo sbloccato subito il risultato e credo che la squadra abbia legittimato sicuramente il successo. Ecco, parlando del campionato, voi siete una delle favorite alla vittoria finale, squadra costruita per vincere. Quali sono le avversarie più pericolose? Questo è un campionato difficile perché siamo in un girone difficile. Tutte le partite sono delle battaglie, non ti regala nulla nessuno, giustamente, e quindi è un campionato difficile. Le avversarie più importanti almeno per la campagna acquisti effettuata sicuramente mi sembrano Olbia 05, Perfugas, poi la Robur bisogna vederle poi nel proseguo del campionato. Noi siamo andati là, abbiamo vinto bene e giochiamo giornata per giornata. Ecco, quando si ha una squadra costruita per vincere poi bisogna trovare il modo per motivare i giocatori, per dimostrare ogni volta di essere più forti. Ecco, come fa lei a motivare i ragazzi in settimana, anche perché quando si parte con i favori posso dire che è molto peggio quando non ho una squadra competitiva, è un problema che non mi sono mai posto. Ho una squadra competitiva, lo sappiamo, sicuramente è importante trovare una giusta armonia nello spogliatoio, in campo. Ho dei ragazzi splendidi sicuramente perché nessun tipo di problema, chi va in campo lotta per la squadra e quindi nessun problema assolutamente. Per chiudere le chiedo qualcosa sul calcio gallurese, come ha detto ai lavori, secondo lei lo stato di salute è buono, insomma si può migliorare anche in piccole realtà magari come la vostra rispetto ai giganti?
Sicuramente la crisi si è fatta sentire anche a livello calcistico, credo che ci siano stati degli importanti ridimensionamenti per quello che riguarda alcune squadre, poi ci sono le squadre che invece cercano di essere competitive e noi sicuramente siamo di quelle. Per questo, una bella realtà in un periodo di crisi, fa sempre piacere. Sì, sicuramente. Bene, noi ringraziamo Mister Cubelli, facciamo bocca al lupo al Pallau per questa stagione in seconda categoria. Insomma, speriamo che nelle prossime partite si veda ancora bel calcio anche nel campionato di seconda. Grazie. A voi.